Puntata numero 20. Stasera siamo a Cittadella, detta anche Cittadea, che avevamo ospiti due poetesse, ma ve conto dopo. Vai qua sigla! Sempre bene. E ritorniamo dentro. Benvenuti a sta nuova puntata di Daghe Aria, adesso a Slam Poetry, oppure se sullo Poetry Slam. Non voglio ancora capire se si dice una roba o che altra, ma va bene tutte e due, penso, o no? Ma amico sempre sentito Poetry Slam. Poetry Slam, era se Anche solo a me. Poetry Slam, maschile Poetry Slam. Buttiamo in parte però i libri quei de scuola, de poesie, de Ungaretti, de Leopardi, de Foscoli vari, chi altro, Petrarchi. Danti. Tutti i vari i Danti. Alighieri. Esatto, tutti quanti i poeti quei che avevamo studiato a scuola, perché parliamo di roba originale e contemporanea, quindi niente a che vedere con roba pedante che ti fa studiare a scuola che non te ne puoi più dopo a un certo punto. Stasera parliamo di combattere proprio a son de versi. Poetry Slam, cosa vuol dire? Anzi, chi sei che abbiamo ospiti prima stasera? Alla mia sinistra Elena Elena e alla mia destra Sofia. Sofia. Da dove vieni? da Cadoneghe. In provincia di Padova Sì. e Cittadea. in provincia di Padova, quindi Esatto. e siamo ospiti stasera a Birreria ai Giardini a Cittadea, quindi non ti sbagli, giochiamo in casa. Poetry Slam vuol dire fare poesia contemporanea, fare gare di poesia, non è soltanto declamare poesie e andare a casa, deve fare proprio una gara, un contest. Ah sì, te che da daghe anche altri a son de versi. Ti abbatto a forza di parole, Esatto. praticamente. Performando. Vediamo chi che resiste di più oppure vediamo chi che è più bravo. No, Sì, vediamo chi che in sei 3 più bravo. minuti. Esatto. In 3 minuti solo. Sì, Solo sì. 3 minuti. Più round anche. Sì, Due round. che se 3 round di solito. 3 round. Do più 1. Esatto. 2 più 1. Sì. E il più 1 se in caso di parità oppure se è una No. roba... E l'ultimo o disputa sui 3 che caccia più punti Ah, nei primi 2 round. e i concorrenti quanti sei? De solito. Può essere tanti, pochi, minimo? 6, Dai 8. ai 8 al Ne siete massimo. tantissimi. No, non troppi. Sì, anche perché sennò diventa veramente un Lunghissima, tiramento da bar sì, esatto. grosso. Cioè, nel Sì. senso, te a sentire gente che declama poesie pa d'ore, insomma, No, Sì. poesie Sì, sei anche anche bello. bei, però... volevo arrivare a quella provocazione, era proprio quella. Se bello. Però a gente non si abitua, forse. Bisogna ma anche ancora- andare al pianeta, insomma. Io arrivare in punto de pie e dopo tirare che sberle più avanti. Esatto. È una roba che mi ho domandato perché mi sono ignorante in materia. Cioè, mi sono a leggere un po' che di robe e so venuto a vedervi una volta sola. Sono stato invitato dal Ciacca, mio amico, da Dario. Mi ha detto, vieni a vedere una gara di Poetry Slam, che è una figata. Dovevo andare che tante volte, perché sono stato invitato tante volte, non ho mai potuto farlo, e che a sera, sto inverno, Sì. sono venuto a vedervi. Esatto. E mi sono divertito tantissimo, sono venuto come fioia, se ha divertito tantissimo anche io, quindi ben felice di intervistarvi e domandarvi tutte, e cavarmi tutte le curiosità che ho in testa e farvi tirare fuori. Parliamo del Poetry Slam in Italia, da quanto è che esiste? Circa, perché è una roba americana, però in Italia si arriva all'incirca ai primi anni del 2000, Sì. da quello che so, Sì. 2000-2001, la commissione i circoi alternativi, diciamo così, circoli alternativi, e dopo si è portato un po' alla volta, tanto un po' alla volta, perché siamo arrivati all'incirca 2013 che è nata e a lega proprio italiana del Poetry Slam, Sì, all'Ips. All'Ips. la Lips. Quindi dal inizi 2000-2013 è passata una bella pacca di anni di cantina, come si suol dire, Sì. che dovessi decantare parecchio sto prodotto. E ancora tanti non sa Sì. cosa che sia. E ancora tanti non so cosa Però cos'è. adesso Comincia a ciappar pian piano, sì. Ho visto teatri pieni, Sì. quindi vuol dire che interessa che se.
Però poi il grande pubblico che non è quello che va ai teatri, è quello che guarda la televisione, purtroppo. E se ancora una roba de nicchia, come diria Molto. Balasso. Di nicchia. Più che altro quando chi sente la parola poesia gli si spaventa, scampa. corre scampa. distante. Sì. Io- Invece bisogna spiegare che in realtà se si diverte, insomma, non Ok. è la poesia quella impostata, noiosa, Esatto. descoia, che te ieri costretto. L'occhio di bue sull'uomo vestito de nero che con un Sì, foglio in mano. tragica, no. No, Cioè, c'entra niente sta roba no. qua. È più un spettacolo però. sì. Arriviamo agli anni, diciamo, vi siano gli altri qua, che sei campionati mondiali adesso. L'Italia esprime anche a due campioni del mondo, da quello che ho capito, o forse più di uno, più di due, non so se mi sbaglio, però abbiamo di campioni del mondo di Poetry Sì. Slam in Italia, Sì. quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, che abbiamo dei performers, si può dire performers? Sì. Performance. Performance. Ok, e gara, quindi regole che sta dettate appunto dalla Lips. Esatto. Come se queste regole? Semplici tra quello che ho capito, molto semplici, non che se tante robe da dire sulle regole. No. Come abbiamo detto, i concorrenti si è 7, massimo 8, 9, quando che ne tanti. Pubblico, ok? Sì. Dal pubblico A giuria che vota. tira fuori una giuria, esatto, lo fa il Sì. presentatore di solito. Sì. Individua, il conduttore individua Oppure la gente si propone. oppure qualcuno si propone. Sì, sì, sì. Sì, non bisogna essere esperti, cioè se proprio a caso dal pubblico, nel senso non sei che se uno che viene, cioè, perché che ne so di più, semplicemente Esatto. a Gli caso. perfetti sconosciuti che Esatto. Sì, esatto. non Qualcuno parenti e morosi di sicuro. che No. dovrei essere neutri, dopo magari scampa che Però capita non varia. all'amico, eccetera, però di solito sei abbastanza neutri rispetto ai concorrenti. E dovrei anche essere onesti. Si Teoricamente giudicare in maniera onesta Sì, la dai. poesia. Però se ha gusto alla fine. Sì, A sì, gusto. quindi diciamo che a regola è divertirsi anche da parte dei partecipanti, perché a fine, siccome non te è una giuria di esperti che ti giudica, anche al giudizio, insomma, bisogna parlarlo anche con spirito, esatto, di divertimento, esatto. Ovviamente. Perché quanti minuti per fare la tua poesia? 3 minuti, se te sfori, te viene una penalità. Penalità che ti viene data dal conduttore, Esatto. giudice massimo. Ogni 10 secondi in P, te che è un 0,5 in manco nel punteggio finale. Bene, ok. Non che se trucchetti che ti puoi mettere in atto a quanto pare per fare il furbo. Cioè, Un po'. Qualcuno può Pochi. anche... Se spera di no. allora, intanto e poesie te che avevi scritte te. Ah, anche essere testi originali. Sicuramente. Esatto, non te puoi usare una poesia di Pasqua o di Chiaro. d'annunzio, insomma. Anche perché due palle, penso Esatto. ormai. A parte che ti sgama subito, però insomma, Ovvio. che deve essere testi scritti da te, non te puoi usare oggetti di scena, cioè non te puoi presentare in scena con Con un cilindro esatto, o un bastone. o Farei il prestigiatore. fare qualcosa con un oggetto, non te puoi usare musiche, cioè se te vuoi cantare te puoi anche cantare, ma te che a farlo Solo a corpo e cappella voce. praticamente senza A corpo libero, quindi. esatto. Quindi posso saltare, posso andare a fare quello che voglio col corpo, però non usare oggetti da... Tipo un tambureo non tu puoi averlo No. per tenere il tempo. No. Ok, o tegno col piede, Esatto. Esatto. se voglio. E altre regole... Che punteggi sei che puoi esprimere i giudici? Da 1 a 10 o Da da... 1 a 10 Ah. coi decimai. Ah, Un anche coi decimai. mezzi? Sì. Sì, di solito con la lavagnetta. Non posso fare 9,4? Te poi? Anche a 4? Sì, Come assolutamente. ho fatto? Ah, stai che la lavagnetta te puoi Sì. farlo. Con la lavagnetta o Con le mano. dita non fia difficile. Perché ora che sei i Poetry Slam, gli organizzatori del Poetry Slam spiegare che non hai lavagnette e che dice dopo rei dei e quindi al massimo ti puoi alzare in mezzo deo se te Ok, se te che è stai a articolazione che te funziona. E se no che sei lavagnette. Quindi ti puoi mettere da cima e anche là da 1 a 10 in pratica. Per commissiare, insomma, per capire un attimo come che funziona queste qua sei regole e dopo te che dare sul palco e declamare Esatto. sostanzialmente. Sì. Ok. Sì. E a me testa da rapper mi dice una roba. Quando che te scrivi un testo, te lo scrivi già con l'idea di come che te lo declami oppure te alleni e ti trovi a maniera giusta. Perché un rapper in realtà quando scrive, per esempio, o un cantante scrive, in testa che ha arie, melodie o ritmi che vuoi seguire. Quindi, mentre uno che fa un poetry slam, come si pone quando che scrive?
che se dei poesie che magari dei poesie o dei pezzi, perché magari poesia può sembrare Eccessivo. esatto, Chiamiamoli pezzi, esatto, dei pezzi, i tocchi. dei tocchi che te scrivi e magari ti scrivi partì, però magari non ti vedi su un palco, nel senso che ti dici non, magari Non funziona. non funzionaria su un palco, non ha ritmo abbastanza, oppure non sembra abbastanza coinvolgente forse poi il pubblico. Non ciapparia bene. Magari no, però magari Un massa Bisogna personale. trovarlo. una testa tua, esatto. Mm. Però che se altri pezzi che magari te che pensi anche a tipo se te lo scrivi in rima sicuramente ha un ritmo e una musicalità diversa da dei versi liberi, per esempio. Dopo c'è l'interpretazione che fa tutto. Certo. Sì, alla fine se è poesia performativa, te che è da performare e fare in modo insomma che comunque la gente capisca bene. Cosa che te vuoi dire, Esatto. cosa che Sì, te vuoi sì, sì. esprimere. Come in tutte le arti, come che te poni l'inizio sia fondamentale. Nel senso, nel momento in cui ti te poni davanti a un pubblico, come che te ciappa all'inizio, se è il gancio che o te ciappi il pubblico o non te ciappi più del solito. Te fai fatica dopo recuperare. Se dovresti tenere il tuo pezzo, quello buon, per fare una bella impressione all'inizio, oppure mi sbaglio? Sì. Perché dite che a impressionare la giuria sì. più che altro. Dopo ora, diciamo anche che la giuria cambia dai primi 2 round all'ultimo. O cambia anche tutti i round? Non mi ricordo. Dipende. Di solito cambia sempre. Dopo ogni round. Cambia Quindi cambia 3 volte. Ah, la giuria. ok. Quindi te- Sì. Però vabbè, in generale, vabbè, l'umore del pubblico bisogneria Te lo vedi? conquistarlo Sì, esatto. effettivamente. Però bisogna anche calcolare che magari, ok, te metti un pezzo bello rappresentativo all'inizio, però dopo bisogna che te lo mantieni questa promessa, nel senso se dopo te porti... Perché a tenere che linea se dopo che altri tocchi non riesci ad arrivare al livello, magari ti deludi e quindi ti dà ancora manco di Manco quello che voti. dovrebbe darti. Però quindi, quando che ti decidi fare la tua performance, te che è l'impressione, se te che è l'impressione che non sia ciappai come che te ti aspettavi, te puoi anche tagliare un tocchetto oppure Sì, se ti tanto, potresti sentire e tagliare via un tocco che dici "No, questo qua forse ne ha me testa non il ciappa bene e lo salto". beh, non mi è Va mai avanti, successo. se mai successo. Però potrebbe anche essere. Tanto io non so mica che cosa che te va a dire. Questo quindi, è vero. se la tua Nessuno poesia- conosce tutte robe inedite che ti presenti di Esatto. solito o rifletti gli stessi tocchi su vari contest. Anche, però. Te li fai? Mi sì. Sì, anche a me. Prego, Anche tipo perché bisogna avere sì, tempo e di 7 scrivere. brani. Sì. Tocchi insomma che rifasso. Sì, Sì. Più volte. Sì, assolutamente. Dopo magari a seconda delle facce che te vedi, te decidi anche. Magari te avevi pensato a una scaletta, te dici ma stasera faccio stido qua più questo, se magari vado in finale. Dopo te guardi in faccia a E te gente cambi. e ti Sì. dici no, non posso mica farlo. che ne so, magari non capisse perché magari fa un tocco che parla di, che ne so, Tinder. E se tutti quei del patronato che ha 80 anni, magari Tinder non Bisogna so cosa neanche cosa che sia e quindi dici È sempre complicato trovare una chiave di scrittura per tutti voi che scrive. Quando che te si davanti al pubblico, come ti dicevi adesso, te cerchi di capire che pubblico che è. Quindi metafore, se te ne hai messe tante, va a discapito della chiarezza del solito, di quanto chiaro che te si perché la gente che ti ascolta. Quindi ti devi fare un mix quando che te si dio scrivere, oppure se te sei uno che vive di metafore e te piace da morire, te fai comunque. Un bel dilemma perché te che parla sta gente. A gente preferisse roba fassie. Fassie perché vuoi svagarsi più che altro. Vuoi Vuoi star divertirsi. drio, esatto, no? Star drio metafore, robe complicate. E quindi preferisse roba più fassie. Diretta. Però dipende dall'ambiente, da regione, dal circolo al circolo, cambia da Vicenza a Padova, Venezia, Bologna, Tu sai chi sei dipende. più schissinosi, senza neanche pensare 2 volte. Toscana. Anche a Padova non fiscai, ma che piace, che sa. Ti piace rompere i maroni? No, rompere No. i maroni no. Che piace, sei dentro sto mondo comunque del poetry slam e quindi sei un po' più fiscai, eccetera. Ma anche se altri posti... Sei qui col Deus a piaga, Sì. sempre là che Quei sei rompi i Firenze. maroni perché ma dai, ho come l'impressione che quando che uno vuole fare troppo il fiscale diventa soltanto una roba, so l'esperto. Sì, esatto. Sì. Ora no, non mi piace più. Una roba che mi so chiesto, se quando che ho visto alcuni video YouTube
Ho visto gente che parte con dei lanci assurdi de una vaianga de parole, quasi in apnea, che ciappa proprio bene, dopo gli va in caiare. È un piacco che capita spesso anche a chi che fa teatro, rap, eccetera. Te parti con un'energia enorme e te arrivi che te si scarico. E... questo va un po' a discapito di chi ti ascolta e si accorge come si fa a dosare tutta questa carica di energia che te iniziare e dopo averne anche la parte finale, perché è questione di allenamento. Per quello che penso a me, l'entusiasmo dipende tanto da quello che ti porti, da quello che ti decidi di portare, perché se ti decidi di portare tocchi che ti piace, che insomma ti dà entusiasmo portare a fare, non ti cae. Non te va giù. No. Mentre se non ti sei convinto al 100%, se ti hai dubbi, se te fai condizionare magari anche dal giudizio della gente, a sa stare. Cioè, non è questo lo spirito del Poetry Slam, per me. E una roba che ho notato è i silenzi, che se pochi silenzi, poche pause, si tende a riempire tutto. Non so se sia perché te a correre su chi 3 minuti da Sì, riempire sì. tutto. Se per quello. Forse Sì. più che altro ha paura di non stare dentro e vero. quindi te tendi a correre anche magari il punto in cui magari te fai una battuta, te fai un gioco di parole che magari che vorrei all'attimo del silenzio perché la gente si renda conto e capisce se mette a ridere, Te lo salti. te lo salti perché te hai paura di non stare dentro il tempo e di essere penalizzata appunto da sforare. E è un peccato perché in realtà te perdi metà del beo, insomma la gente non si gusta abbastanza perché non fa in tempo a capire cosa che te hai detto e che esatto si dio di un'altra roba e da andare avanti insomma ascoltarti. E me ne sono accorto di questa roba qua perché anche quando che sono venuto a vedervi non ho visto il contatto visivo, ho visto poco il contatto visivo dell'artista sul pubblico. Quello dipende anche perché tipo me non so a memoria quindi C'è che guardare il foglio esatto, fa perché mi è cioè vabbè da rapper ho il microfono una roba in testa rappo e guardo negli occhi a gente e dico e se io reagire come che mi aspetto o come secondo quello che mi volevo che fosse che reazione quello che ho detto. Tanto gli occhi puntai sul pubblico e mi ho gestito me, nel senso che se vedo che non reagisce come che voglio me, rincaro magari con un po' più di energia, con un po' più di ritmo, te vai a dosare con tecnica, con esperienza, te lo fai, insomma. Non l'ho visto fare tanto, ho visto più avere l'occhio appunto sui fogli Sì. e l'idea di portare avanti quello che glielo devo fare per arrivare alla fine. Beh, dopo se anche il foglio c'è anche un scudo, nel senso che te scondi del foglietto, non te vedi nessuno e qui te vai avanti per la strada e dici fortuna si finia che ho fatta. Beh, No, ma fare non un me po' so di i slam vuol papillon. dire anche tenere il palco? Sì, dovrebbe essere quello. Era quello bien con l'esperienza Sì. e anche insomma sì, poche volte te fai confidenza e quindi più avanti che te vai, più che te ne fai, più te viene anche. Intanto te impari i tocchi a memoria, magari. E dopo te catti un po' più appunto a tuo agio sul palco e te riesci anche a interagire. Domanda secca: poesie ermetiche o poesie prolisse? Quasi è la roba per voi altre. Pa una e pa che altra. Che mi piace di mio, ermetiche. Poca roba, sugo e anche quando andavo a gustare proprio centellinando. Esatto. Avete cosa sentia sulla prolissa che ne cavaria una che te che fatto. Ma Era sei lung- prolissa, era sei lunga. raccontata, cioè sei molto densa Era densa e sicuramente. ricca. Ricchissima, densa. E in 3 minuti era dentro comunque. Sì. Te che cronometrava quando che te provavi. Sì. E cronometrare poesie? No. Almeno. All'inizio. Adesso no. No. Adesso dico, E vabbè, anche se- non importa, cioè mi vo sul Voglio palco dire perché mi questo, piace. esatto. No, i 3 minuti non mi interessa. All'inizio sì, anche perché io ero un più agitata, che ho un fia di paura, Scaga. insomma, sì, ecco. La quello. cosiddetta scaghella. Esatto. Esatto. Prolissa. Sì, prolissa. Sì. Però fatta bene. Prolissa Cioè, ma fatta bene. eh. Questo mi piace, la precisazione che è d'obbligo. Era come se che essere giudicati da 5 persone sconosciute. Dici, dentro ti dici, ma te sei un emerito mona, non ti hai capito che questa roba qua era una roba bea? Perché te me che dà 5 quando che valeva 8? Se sei mai venuta questa idea? Sì, Sì, tante volte. Cioè, cazzo, che ho messo una settimana a scriverla, vaffanculo. Cioè, ho contato tutte le sillabe, che sia endecasillabi perfetti. E te me dai,
sì, ma non te che ne capivo rendi niente, conto? cioè. No, mi ricorda la prima volta che ho fatto un poetry slam che ho portato come primo tocco. Una roba che per me era molto importante. Era 21, tipo una roba del genere, so sta maissimo. Dopo, andando avanti, facendoglielo ancora, go piffatta intanto. Quella. Esatto. Però ho imparato che comunque il giudizio della gente, cioè, non è quello che mi interessa. Quello che mi interessa è portare i miei tocchi, insomma, espormi un attimo e vivermi quella situazione che comunque è bellissima, sia durante, sia prima, sia dopo, insomma. Quindi alla fine a me personalmente adesso non mi tocca più, anche perché dopo la gente fa quello che vuoi, ognuno recepisce in maniera diversa quello che ti porti. Quindi alla fine, insomma, Però è bello vedere la gente che quando ti fai una roba ride, certo. ha una espressione, si emoziona insieme Sì. con te. Ma Te lo infatti- vedi, anche se te che hai gli occhi sul foglio, ma te lo avverti, Sì. te lo vedi. Beh, ma una roba bellissima, a parte il voto che vabbè sì, dopo tu sai che sei appunto 5 a Sti caso. 4 quindi, cazzoni. vabbè. No, però sei a caso, ovviamente puoi piacere o non piacere, puoi toccare, puoi avere a che fare con te o no. 5 quindi... cazzoni, anzi. sì. Però Cinque. se beh, invece che finio a serata o finio a poesia quando chi fa un attimo di pausa, magari arriva la persona che viene a dirti a tua Sì. poesia mi si è piaciuta un sacco. Questa è la roba più bella perché cioè, anche se che ne sei solo uno che si è piaciuta la tua poesia, ti dice vedo, Ho vinto. ho fatto una roba Sì. bella. Bingo. Esatto, Tombo, esatto. altro che bingo. Che poi è la stessa roba. Gavio mai doparà parole assurde apposta perché uno dica cosa che hai detto? No, non va bene. Mi piace un Direbbero sacco. fa spesso invece. I dice No. adesso dopero sta parola qua al posto di un'altra che sarebbe semplicissima, ma che la metto dentro apposta in modo da far bea, no bea figura, ma far vedere che so anche che a parola là. No, Un mi po' da stronzi, un po'. Anzi, tanto da stronzi. Sì. mi piace gli arcaismi, ma sulle poesie normali. Però non l'ho mai fatto e penso che sarebbe utile e bello se la poesia fosse su una parola in particolare, un tema strano, allora là sì, ha senso, altrimenti se un attimo fuori non ha senso, quindi non lo faria e non l'ho neanche mai fatto fin Non ti adesso. dire putti invece di bambini o donzella invece di ragazzi. Ma No, dipende. Dipende Sì. dalla, Dipende dalla dalla poesia. esatto. Tipo, mi piace usare termini tipo alti, molto ricercati, ma magari per parlare di una roba che fa Terra, ridere terra. o stupida e quindi usare sta roba qua per fare contrasto e per fare sentire ancora di più magari quanto ridicola che sia una certa roba. Sì. Quindi, però bisogna sapere, cioè, farlo con coscienza. Nel senso, dopo se uno invece fa una poesia tutta pomposa con tutti i termini stranissimi so perché a far vedere che Josep Figo sa tutto il dizionario a memoria, vaffanculo, cioè non ce ne frega niente. Cioè proprio anche la bellezza della roba perché ha un senso in sé, no, più che per i termini che te hai usato. Esatto. Prima parlavi di oggetti di scena e di vestiti che poi fa parte comunque, il costume è un oggetto di scena alla fine. Uno non dovrebbe venire fuori vestito da Arlecchino, teoricamente. E ora, se questo se veste tutti i giorni da Arlecchino, Semona. a parte quello, E il poi. e il e il poi anche poi. a venire sul palco vestito da Arlecchino. Però se veste apposta per fare spettacolo, no. No. Ok, però che se persone che si veste sempre nello stesso modo perché ha un dress code rigoroso, che abbiamo mai incontrati e stesso a varie gare, sempre vestito uguale, cioè il tipo in giacca e cravatta sempre. Beh. Quello è un dress code però. E ora no, perché mi conosco un toso che si veste sempre con la cravatta, sempre a ogni poetry slam. Però si veste così tanca normalmente, cioè se è un attimo più eccentrico Cambia cravatte almeno, e cambia anche la camisa. E per fortuna. esatto. Però si veste anche normalmente tutti quanti di questa maniera qua. Oppure che ne sia un altro che da un mesetto a sta parte o 2 mesetti si mette sempre la stessa maglietta per fare slam. Pulita, Pulita. no, stessa, La stessa ma la va. ma la va. Ecco. E Però- si sente da vicino che se la va. Sì. Non so mai da snasarlo, quindi non so. Però presumo di sì. Sì. Ma non si considera un No. oggetto, dice un costume, no, semplicemente insomma quello. Ma uno non puoi mettersi una maglietta con un sponsor. Non Se varia vieta. senso perché il poetry slam, cioè non si...
Cioè, non vi è ripreso in realtà. Cioè, Ah, un po'. ok. Sì, Dipende. qualche volta succede. Qualche volta, però. Quei TV più grandi magari sì, tipo Roma. No, sì. A Roma fa il video, eccetera. O a Bologna, che è un collettivo che fa una diretta su Instagram. Ok. Però in genere no. Ma con che cadenza sei che partecipai voi altri? Solitamente ve ne capita uno al mese? Puoi dire anche a due? Oppure se è più raro? Da voglia di andare. Ok, la voglia di iscriversi ed andare. Sì, anche da Da dove che pezzi che da dove chissà, da che tocchi che te nel senso che magari tipo che se un periodo in cui scrivo tanto e magari i tocchi sento attuai per me in primis, nel senso che devo farli, devo andare. go a sentirli mi che in me sono in quel momento là. E magari che se periodi che i stessi tocchi o comunque o non riesco a scrivere niente o comunque i tocchi che cosa magari non me va a me. E ora non ho tanta voglia di andare perché dico se non so mia prima a essere Motivato. convinta non mi sembra di dare il meglio sul palco, quindi magari aspetto che mi voglia più. Quindi cadenza a voglia, a seconda di disponibilità interiori. Vi è mai capitato, anche nonostante te abbia il foglio davanti, eccetera, incapparti e non riuscire ad andare avanti? No, non riuscire ad andare avanti no. Però Riprenderti dopo esserti incappato, si fatica però. Sì, intanto ti rompi il ritmo e ti rompi diciamo, l'atmosfera che Sì. te crea. Ah, E quindi sicuramente te che penalizza tua performance. E però sì, cioè nel senso mi capita anche abbastanza spesso. Anche perché tipo le prime volte mi si prosciugava tutto quanto a salvazione, quindi a un certo punto che sarà la lingua e i Asciugone. lavari che era tutti attaccati ai denti, non riuscivo proprio più a parlare. è l'emozione proprio. Esatto, l'emozione non ha voce perché Non ho mai considerato sta roba che non a me non è mai successo di stare senza saliva, proprio no. Sì, sì. E Bevo di quindi succede. Però insomma, magari sì, le prime volte. Sì, dopo te passa. Sì. Mi ricordo la prima volta che ho fatto sempre un poetry slam, sempre il tocco che c'è 21, o che avevo imparato a Ti ho memoria. proprio qua ancora? Sì, tantissimo, tantissimo. E che avevo imparato a memoria, tutta convinta, andata sul palco. Ho fatto a sbagliare giorno? Ah no, scusa. La Nero. pubblicità è una volta. Sono un Nero altro poetry totalmente. slam. No, nero totalmente, mi so dimenticato tutto, però che avevo il foglio, insomma, quindi ecco, però bloccarmi anche a me, no, magari un attimo, ho perso il ritmo pa un secondo, che comunque è un secondo se 10 anni, ma dopo ho sempre ritaccato, però proprio bloccarsi mai. Nella vostra esperienza, che avevi visto più vincere con simpatia, con profondità, oppure mandando in vacca tutto, oppure anche con stili particolari? Cosa è che è la roba che vince di più? Beh, non te puoi... Non Non se puoi puoi saperlo finché non ti hai il pubblico davanti. Esatto, perché ogni volta è diverso, ogni volta cambia, però in genere mi diria un buon 60-70% quando che qualcuno porta qualcosa che fa ridere, qualcosa divertente comunque. Un mix fra il buttare in vacca e il ridere Sì, e con stile però. con stile e anche un fiade far pensare a qualcosa, magari anche per un secondo o dopo, però insomma, ecco. Sì. Però In una foresta di cazzate c'è un porcino buono sotto anche. Quindi figlio tiro su d'erba, anche quello sì. ogni tanto. Esatto. Qualcosa si magna, ma Sì. lì era anche una foresta di cazzate però. Esatto. Sì, maggior parte roba goliardica, comunque Esatto, spiritosa, però che sia anche al filone. Sì, dopo dipende appunto dal pubblico che te Guarda, davanti. che c'è pari i padovani, come i ciapito. Visto che hai detto che sei un pubblico particolarino, Mix. un mix. Il pubblico che si ciapa bene con le robe tipo con i patemi d'animo e tipo Famoso Allora, patè d'animo a Esatto. spalmare. Esatto. con magari esperienze personali magari forti e quindi anche là che se pubblico insomma che risponde bene anche il Allora, te faccio un esempio. Ve faccio un esempio. Te teccate un pubblico davanti, tutti con l'Oden verde, col giornale posato sul gianoccio e te capisci che non è serata da buttare in vacca. Te vedi un attimo che c'è un pubblico che pretenderia qualcosa di più sugoso, profondo, eccetera, e là te che da fare a tia scaetta in quel momento di robe che vuoi portare. Bisogna che abbia un piccolo repertorio
de roba Certo. in saccoccia da proporre che sia pa un pubblico del genere. Quindi Sì. te cambi a to previsione di serata? Sì. Come te vuoi fare? Dopo dipende, nel No, senso... che a sera volevo parlare dei preservativi e E via lo stesso. vaffanculo, ti dico stesso, e dopo anche io o no? Esatto. Ma guarda, Pochi. ti dico che qui con l'Ode non so mica sento. No, vabbè, dipende. Magari che sera là te che comunque hai deciso di provare che il tocco là e te ne freghi di chi te ne freghi, nel senso ti dici vabbè, amen, No, voglio te ne freghi provarlo proprio. lo stesso e E come va? e ti fai, cioè ti dici ho deciso così e amen. Magari ti resti anche sorpreso, magari che piace. Magari ride. Esatto. Facevo mai robe scaramatiche prima di andare sul palco? E raga, mi aveva detto prima fuori onda, roba delle scarpe. Sì, perché ho un paio di scarpe che no gosto Attacchiamo solo un paio di scarpe no, in che vita ne tua, go spero. di più che- di Do. uno, però che scarpe lase quelle che boh, secondo me sta ese da palco e quindi mi metto qua. Antiscivolo. Sì, e il Bellissimo. carro armato gommato sotto. Il carro armato io odio. È qui che porta il fango dentro le aule scolastiche. Bisogna che non te vaghi sul fango. Quando te cammini con piovi, porta dentro di tutto in classe. A parte scherzi, un par di scarpe è una roba anche a quella, non dico scaramantica, ma comunque ti dà tua sicurezza Sì, sul palco. perché comunque so che intanto nega il tacco, quindi non rischio Non rischia di di inciampare. decopparmi sue scalette dei palchi Sì, andando su e davvero. su, perché che avevo anche pensato, sai, magari te vesti un po' così, un po' più figarea, ma ho detto no, ma io sopravvivere, quindi evito i Meglio tacchi. Preferisco vivere. Esatto. Niente No. di scaramantico. No, semplicemente voglio star comoda, tranquilla, ma zero. Niente scaramanzia. Niente riscaldamenti tipo smorfie da teatro, saltelli, ginnastiche, Gin tonic. tai chi. Che Ah sì, cavolo fa? alcol, Gin tonic. alcol, sì. Gin tonic, O vino. quello te Esatto. scioglie parecchio, per Esatto. esempio. Assolutamente sì. Sì, ma quello te smetti i tocchi dopo, adesso capisco. Che vuoi un certo allenamento. Certa quantità di gin Esatto. tonic per smentegarsi. Esatto. Una giusta quantità. Gavi notare che c'è poche donne, per esempio, nel Poetry Slam, oppure che c'è una equità fra uomini e donne? No, Guinesè. Che Forse ne- anche ADP, mi veniva da dire. Abbastanza comunque, che equilibrio. Che Sì, equilibrio. Sì, Sì. sì. E che c'è tematiche e stereotipi anche là. Vi dico perché sempre faccio il parallelismo con il mio del mondo, Mm. dove che è il rapper che ha da fare il macho oppure che ha da fare il sensibile, ecco. E quindi per prendere il pubblico, non perché osè, ma perché vuoi fare a parte di Cioè interpretare interpretare, che ruolo esatto, là. anche là che c'è dei stereotipi. Gavino Tacchi che c'è qualcuno che interpreta oppure è proprio così chi che fa le poesie. Quando che te vai su un palco, non te si chi che te si iso dal palco. Come in tutte le robe, come nel teatro, eccetera. Ma comunque io non penso. Cioè che c'è più in realtà o In che c'è genere anche sì. un poca definizione. A finzione per quanto riguarda performance, perché comunque te si trio performare, ma Sì, se tu vuoi fare finta di arrabbiarti, te fai finta di arrabbiarti. chiaro, sì, sì, chiaro, sì, chiaro. assolutamente. Dopo magari che sia anche queo o quea che magari ha capito che paea, magari o paeo, che sia un certo stile, un certo tema, un certo modo che funziona e magari se uniforma e dice vabbè, ora i miei tocchi sarà tutti In quel modo lì. in quel modo là, magari con quell'umorismo là, eccetera. Da una parte può essere una scelta di stile per dire mi distinguo perché mi fa queste robe fatte così, e da un'altra però può essere controproducente perché uno dice magari sento uno, sento due, sento tre tocchi, dopo dico vabbè cosa, cioè basta, cioè te cosa senti io, non vengo più a sentirti se te sei sempre compagno o compagna, però Secondo voi altri il pubblico va sapendo i concorrenti chi è oppure va a prescindere? In genere se uno vuole andare va. Chi sei i nomi che attira? Ma neanche, poi No. collettivi manda fuori magari il post con le foto, i nomi dei poeti, eccetera. Se che se magari quello che ha vinto è nazionale piuttosto che i mondiali, chiaro Sì, che va pisente rispetto a quando che noi sa chi che è. Però sì, magari se più invogliai, In locandina vedere dei nomi attira di solito. sì.
ovviamente uno che si andava in televisione magari attira pubblico anche che magari Poetry Slam non sapeva neanche cosa che era, ma vede il nome e diceva va a fare un giro. Andiamo. Dopo che chi che si porta il gruppone di amici ogni volta che lo segue, e quindi Che comunque è bello. sì, Sì, se sì, bello, sì. perché comunque che se e il pubblico partecipa molto attivamente quando che sei un bel gruppo di supporto. Allora, mi so per certo che gli uomini non fa fratellanza quando che c'è competizione e donne fa sorellanza quando che c'è competizione. Beh, nella mia esperienza non sento neanche sta roba della competizione. Ok. Quindi in realtà Sì, piano, anomala, però è una competizione. Ah, sì, è una competizione, ma secondo il mio punto di vista se va là per divertirsi, per stare in compagnia, perché è bello, per condivisione, insomma per questo. Non è questione di fratellanza, sorellanza, no? Se va là, se sta insieme, se beve 2, 3, 4. Gin tonic. Ecco. Se vai a fare gin se fa tonic, poesia, praticamente. se fa poi gin tonic, per fare poesia, per fare bago, ma non che sei tutto sto antagonismo. Ok. Se a vinse mi sono contenta per hanno go rabbia, non che vo contro. Ah sì, va che dire a chi che fa gare freestyle fra rapper. Ma Chi questo se è cortea, diverso. cosa è finito? Ma questo è diverso. Esebeti, siamo maschi. La maggior parte siamo maschi stupidi con tanto testosterone da buttare fuori durante una gara. Se quello è il problema. Per quello domandavo se che sei un po' più di sorellanza, perché, cioè, mi pare sì a sto punto, perché Sì, te dici, ma ma fra sono tutti, contenta se a sì, vinse. certo. Sì, sì. Quindi è che se mia c'è Maria sorellanza dopo una adesso. Sì, ma anche tra maschi mi ho Sì, visto sì, che sì, se cioè magari ovvio magari per chi sei quei sensibili di prima. ma no, perché anche là che se è quello che vuoi fare magari un po' più il macio, per Sì, carità. vabbè, dai. Però Butto in vacca è mi molto adesso. cioè è una gara, però insomma Una non si gara acciappa così. nessuno, ecco. Esatto. Nessuno si acciappa. Raramente. Ma a me non ho visto Magari dopo a fine che sei qualcuno che ti dice ma insomma vorrei un voto più alto, ma perché se andai in sto modo qua, però cioè te che Mettiti dici via. moiga dei, cioè che potrei fare? Esatto. Non ha senso, cioè se è una gara di poesia, se è bello stare in compagnia, stare insieme. Sì, sentire anche che altri cosa chi porta, perché comunque i Assolutamente. temi sono liberi, i stili può essere diversissimi, quindi cioè, è bellissimo anche solo star là e ascoltare che altri dire guarda questo, cosa che si inventava, guarda Ah. che idea che ha avuto questa, Sì, cioè sì, sì. è bellissimo. Ho conto che se Dio preparava per andare a farne uno di questi contest, cosa mettivo in dentro in borsa? E solite robe tutti i giorni o che c'è qualcosa in più? A parte il gin tonic, che magari No, lui quello ha tolgo là. una bottiglia di gin e una di limonata. Cazzo. Giasso? Giasso, non te puoi portarlo da casa. No, dipende, perché se goda magari dormire via, ovviamente è roba per dormire via, e in generale è roba... A te che di è fatta tutti proprio i- lunga come strada, dici già, penso che andrò a dormire via. Ma di solito sì. sì, perché Se te li vedo ho lontano, fatti... sì. Esatto, Mi intendevo a borsa nel senso È il solito. ideale. Un solita quaderno, il mio roba. Non te che è quaderno. uno sprussin per la goia, niente. No, una bottiglietta di acqua. Una bottiglietta Lucida di labbra acqua. per avere Burro cacao. Burro perché cacao, sì. Burro cacao indispensabile. Temo il freddo. Esatto. E dopo... Il collirio, no? No. No, Ancora no, dai. al momento no. Cosa che potrebbe essere che dentro? Beh, appena è carta, se uno che viene in mente qualche appunto da Sì, avere. sempre. Ma capisci sempre che avevo il vostro quadernetto personale per scrivere robe? Sì, Sempre. sì. Adesso cellulare scrivi. No, più carta. Sul palco vedi io cellulari, che sei qualcuno che lese dal cellulare. Sì, sì. A maggior parte. A maggior lese- parte adesso? Sì, sì, Sì. sì, sì. Ah, Anche a Ti ho visto Miles. lesere da carta però. Mi les da carta, sì, sì. Ah. E anche scrivo su carta. Old school, quindi. Esatto, perché sono old anche a me, quindi... Allora, non ti domando quanti te che è, però no, non ma penso non ve mia lo tanti, dico, non ve lo dico. tanto old, insomma, No, mi pare dai, mia più o tanto. meno. Riti scaramantici, non ho detto che non ne avevi, quindi No, di solito che sei magari un merda da Ma dire fra al tutti? palco. Magna. Sì. Beh, a volte sì, Sì. a volte sì. ma ha detto al pubblico merda, no, merda. da dire no. prima di montare No, sul quello a palco. fine. Quello alla fine. Oh, Merda! merde. No, No. niente. Dico sta roba, imparare i testi a memoria contro l'esere. Ga una resa superiore imparare il testo a memoria. A parte quando tu smentichi che te vai vabbè. in merda tutto, Era veramente. anche la prima volta. Dai. Ok. Sì. Per cui te da 20. Uno. No, 21. perché è 21. una roba massa personale. Ah, ok. Mm.
No, Non cava via spontaneità l'esere, Sì. Sì, Sì. cioè cava via anche espressività. il contatto col pubblico, Ok. nel senso che se non te guardi il pubblico in faccia te fai fatica a, cioè te che hai meno possibilità di agganciarlo, ecco. Ok, Però devo ancora impararli a memoria, quindi il leso. ti devi leserli. Sì, magari col tempo qualche tocco so a memoria, quindi alzo gli occhi. Esatto, anche a me. Ti Esatto, stacchi dalla guai. carta che ti osserva. Esatto, e dopo, Però dopo riprendi. terrorizzata, e dopo terrorizzata, oh no, cazzo, aspetta che non perda riga. Va Compagna. E avevo persa. Ovviamente. Merda. Ma è difficile imparare a memoria, secondo voi altri, a propria roba? Beh, in realtà no. No, è difficile. Però dopo dirla davanti, per me, dirla davanti comunque a altra gente, con tutta la gente che si deve guardarti, ti che non te che magari neanche al telefono, il foglio drio, te si là. Bon, demo. Se è un fia difficile, bisogna tornare a mano. Sì, ecco, bisogna allenarsi, bisogneria farli più spesso, anche Esatto. quando che non te che proprio tanta voglia, magari. Beh, lo fai davanti a specchio, di solito. Mi quando che provo, faccio davanti a specchio e me guardo cosa che succede a me faccia mentre io faccio. Sei ancora peso? Cioè, se me- sì, non voglio sapere cosa che fa a me faccia mentre che sto io a recitare, Se per se no quello che me mi serve. ciappo ancora più mai, dico guarda che brutta che so. Dopo mi ricordo come che ero davanti al specchio. Esatto, cioè, dico sì. no cazzo, no, non posso fare devastante. questa faccia. Se per quello che ti lo fai davanti a specchio, proprio per fare una faccia che serve a Iori per ricordare quello che sto io dire. No, Mi uso tantissimo a mimica, ma è una roba mia. Mi uso una man che con libera perché l'altra che ha il microfono. Quindi che a man la fa tutto e spiega quello che sto io dire. Vabbè, una caratteristica mia, però mi immagino sempre uno che cada comunque da declamare, che sia rap, che sia una poesia, in maniera più completa possibile usando il corpo. l'idea è se proprio appunto come che ti dici ti farlo recitando a memoria e usando anche proprio l'espressività del corpo pa dare senso ancora di più a poesia e sottolineare delle parti e mimare magari le altre. Sicuro sarebbe il top, nel senso ti si proprio di performare e quindi il pubblico ovviamente viene coinvolto molto di più rispetto a leso il foglietto da Drio leggio e dopo va via. Prima ti ho detto che c'è gente che usa il telefono e che ne tanti. Ma non sarebbe meglio con un tablet che grande? Effettivamente sì, però se è un fia più complicato tenerlo anche in mano, cioè te che è leggio. Ah, perché non te puoi avere un leggio? Sì, sì, che se Non sei un leggi- oggetto di scena il leggio. No, no, no. Quello non no. si considera un oggetto di scena. No. A meno che non te porti te il tuo sul palco, ma se sei Esatto. il leggio per tutti va bene. Ok, quello. Sì, sì, porto sì, un sì, tablet e se leggi molto meglio dal tablet. Vabbè, Mi uso il telefono, per esempio. ti sei abituato al telefono. Ho paura di perdere a riga sul foglio e scrivo malissimo. Cioè, a Non me te riusciresti calligrafia laser te? Sì, ma magari sbaglio a parola, a lettera. Quindi se meglio il telefono. Oh, concludo dicendo una roba che mi parerà strana, però nella mia testa bacà. Mi sto immaginando qui che va a vedere le opere. Quando gli va a vedere le opere gli dà il libretto, perché è lirica, cioè per quello che mi riguarda, è insostenibile e quindi non si capisce un cazzo e quindi devo lesere quello che si deve dire perché non ti ho capisci altrimenti. Esatto. Cioè mi leso una poesia, è una roba, e sentirla declamare è un'altra roba, Certo, completamente. Specie dall'autore stesso che l'ha scritta. Sopravvive a poesia a carta, né a carta. Mi ho sempre trovato faticoso leggere poesie sulla carta, a parte che robe classiche. Quando che leso le robe contemporanee faccio fatica. Se mi leso l'onda d'Annunzio, resto sempre impressionato sul modo di scrivere una poesia del genere, nonostante D'Annunzio come persona non lo stimi tantissimo, però è poesia fenomenale. Quindi dico, e sopravvive sulla carta. Potrebbe sopravvivere a poesia moderna scritta sulla carta? A me attualmente non mi fa sto effetto. Sentirla invece mi ha fatto tutto un altro effetto. Anche a me faccio fatica a leggere, cioè di poesia in realtà non so praticamente niente. Cioè nel senso so quea de scoia, ma non so che vago tome i libri di poesia da leggere. Dei contemporanei. Dei contemporanei. Quindi anche a me faccio fatica a leggere la poesia contemporanea e forse ha bisogno appunto di qualcuno che medi, nel senso che al mago che mi spieghi o che comunque che daga Ti un fai senso. parafrasi come su Ma no, antologia ma del nel scuola. senso che magari
appunto lesendola, se ho qualcuno che mi ha leso o che mi ha interpreta, capisco meglio il senso. Leserla così forse per me diventa un po' più ostica da capire. Completamente d'accordo. Sì. Dopo cioè ho amiche, amici che lese poesie, che sono appassionatissimi e quindi invidio molto perché mi piacerebbe anche a me essere così, però no, non è la mia in realtà. Scrivo poesia, cioè tra virgolette, tra molte virgolette, scrivo, ma no leso. Visto che a poesia scritta è una roba e letta è un'altra, avevo chiesto a me di portarmi delle poesie e avevo chiesto se mi portavi una poesia in Veneto con la vostra parlata, anche a meso, insomma quello che vuoi che abbia qualcosa di Veneto dentro. Quindi chi c'è che commissa? Taccomi. Tito Tito e il can. e il can. La sei dedicata a Giulio. Che sei il can? No, Ah, è Giulio che non che più. ok. No, scusa. No. Non Però potevo sapere. in qualche modo sì, nel senso che effettivamente che c'è un'attinenza col can, effettivamente. Ah, perché mica avevo un can, si chiamava Sofia, quindi Beh, Giulio sta- poteva essere il nome di un can. Esatto. E il can? No, l'amino che torno, in quel posto da matti, sa tutto dall'isoformio, da varechina, e il can che se là, non sbaglia mai. E stamattina, i mi parlava dei mi, che ero là in cucina, come se neanche che fossi, come se noi sentissi, come se non capissi che ero mi il problema. Ho fatto finta di niente, goda sa che i disesse. Quando che sono andate sora, non si neanche in corto. Avevo una roba dentro, un groppo amaro, un sigo morto, che me veniva su e me si fermava in goea. Ho provato a buttarlo su con una pastiglia, 2, 3, 5, una diesena e un poco di acqua buttato de schina. Son da fora. Black era là che mi aspettava e sate onte de paltan, a caena che tirava. Me so avvicinà e scainava, e il coare stringeva e il fiaghe mancava. Me se veniu mai, so cascade colpo, l'odore de freschin me ga tutto avvolto. Ho sentito un urlo, a iera menona, a se corsa per tirarmi su da terra. Come quando che da piccolo me scapussavo sul cemento e a me tirava su come una foglietta al vento e a me puliva il viso che attraversa e un po' che saiva e a savea sempre tutta da ragù e liscivia. Adesso non che fa e a se vezza e mi so grando i sodei tiepidi prova a cavarmi via dal fango. Black e sbaia e il meleca a pe ormai fredda. Cerco coi dei e il cao de a caena. Appena che il sente il scatto del ganso il corre via distante. Saro gli occhi infine, se tutto quanto bianco. Sa tutto de buon e mi sento tanto stanco. Guardo per l'ultima volta, fasso un sorriso grande e il puntin de peo nero ormai è in fondo al campo. Non sta a piangere, che dico, con l'ultimo respiro. Ase una roba buona. E il can, sei finalmente libero? Adesso, nonna. Posso dire che sei bellissima, mi cava il cuore sta poesia. Sì, Madonna, esatto, quindi l'idea del puntin de peo nero che in fondo al campo esatto, quindi che è una sorta di metafora, quindi Eh. tra il can eh, e il tosato che scampa finalmente. il sospiro mio che è il mio sospiro. Niente. Andiamo qua a seconda, va. Bon, vado a fare un attimo l'introduzione. Praticamente sta roba qua, sto talk, no, c'è Maria Poesia, l'ho scritta dopo aver visto una storia Instagram di un toso che gli era drio parlare in un dialetto comunque del centro Italia, sud Italia. E ho detto che bel dialetto, no, come il dialetto veneto che guardavo un fià storto, insomma, come quasi una roba gresa. E ora sta qua tra l'altro non neanche totalmente in dialetto, metà in italiano. E ora che di là mi sono detta smetto e ricomincio. Smetto e scommetto di non usarlo, di non abusare di ogni suo detto, quindi non lo parlo.
finché non mi arrabbio e ricomincio ad usarlo, nonostante lui non si presti a scopi come questi. Lui non è come i vostri, perché il mio dialetto non è musicale, non ci puoi cantare. Il mio dialetto non è nato per scrivere lettere d'amore, non è fatto per raccontare, al massimo per mandare in mona o a lavorare. Il mio dialetto si presta allo sbraitare, a rammendare famiglie costruite sul lavoro dei padri e l'affetto silente delle madri. Il mio dialetto non è lingua, al suo interno non c'è comprensione, solo che 2 ore fatica. Un'unica etimologia: silenzio, silere, tacere, non dire, non parlare, non fiatare, taser e lavorare. E ora in medisa, sbassa che a testa, moiga, va a lavorare, non sta a parlare per niente. Quello che te vorresti dire, qualche dunio casaditto, e ora tasi e ricomissia, che non si mia il momento adesso. Perché il mio dialetto è una lingua di silenzi, di compromessi, è una lingua di speranza e disincanto. Non si presta alla frivolezza, fra i suoi vocaboli non c'è leggerezza. Nella mia lingua le parole pesano come i mattoni dei caselli di campagna. Una campagna fatta de corti sconte, de fatiche dei vecchi e monade dei cei. Una campagna che nei decenni si è mimetizzata, fingendosi industrializzata. Ha accantonato un dialetto che dovrebbe preservare anziché seppellire tra i ricordi di un tempo che ormai nessuno sembra voler trattenere. Questa lingua falsa, ormai dimenticata, unisce i cuori duri con una parola soltanto: fadiga. Ma con la parola fatica non si scrivono le poesie d'amore, solo romanzi di formazione che iniziano e finiscono nella disperazione. Perché la mia terra non offre molto altro che questa lingua così sommersa dal sacrificio. Il luogo in cui sono nata è forgiato sul silenzio, sull'abnegazione, sul dolore e l'amore inerente alla propria professione. Noghesè altro, nogavemo altro, so che questo, ma c'è me o poco, se anche massa, così tanto che qualche dunighe more anche de amore. No, in te una lettera. Il more di amore rente un campo, in mezzo a un tratore, rente una macchina in fabbrica o che scioppa al core insieme a una scrivania. Sento quello che ti dico e ora io mi prometto che smetto, che non ricomincio, che lo dimentico il mio dialetto, perché non appartengo a questa terra che ama solo chi muore di lavoro. E sti cazzi, posso dire. E sti cazzi, no? Madonna, Me coglioni. me coglioni. Me coglioni. Sì. Adesso provai a pensare chi che si deve ascoltare da casa, in macchina, in ufficio, attacca un tornio che si deve ascoltare sta roba con le cuffiette, eccetera. Lavorando. Lavorando, esatto. Tra l'altro, che qua si muore del lavoro, ma si cerca di divertirsi anche, voglio dire, no, basta, Speriamo, un fia è un si fia, spera, insomma, esatto. ecco, un fia è un fia. E qua che se sta roba che se sta altalenante fra lingua e dialetto, Ma il lingua e dialetto è dialetto. lingua. Sì. È importante dirlo. O no? Se dovessi fare una poesia trash, e che se un filone di poesia trash esiste secondo voi altri? Trash tipo? Tipo che Volutamente sguaiata. esatto, il termine trash può essere sguaiato, ma anche banalmente fastidioso. Perché il fastidioso intelligente è una roba, ma il banalmente fastidioso diventa cioè, trash, orribile, volutamente brutta. volutamente brutto, se fosse il termine che però vicino al trash. Che se anche chi che organizza Anti-Poetry Slam. Ma dai. Sì. Che vinse a poesia più schifosa, quindi a più trash, quella più magari che usa proprio le battute quelle da bar del 50 anni fa, o comunque che usa. Ma secondo voi altri, se trash è parlare d'amore, può essere un argomento trash? Dipende come che te che ne parli. Esatto. Parlare di skate? Anche quello, sì. Parlare di alcol? No. Dipende come che te chi parli. Ok. Sì, sempre. Tipo, se sei sboron che se vanta, che usa figo perché è l'elastico delle mutande con scritto Dolce Gabbana e roba del genere, se trash, se tragico anche.
Anche a vederli è tragico. Sì, tanto. Appunto parlare di alcol e di ubriacature e roba così vantandosene, è trash? No. Cioè, No. vantandosene Sì. sì, ma non capita praticamente mai. Anzi, Non è un argomento da Poetry Slam, sicuramente. vantarse, no. Ma il Vantarsi discorso... non è una roba contemporanea nel Poetry Slam. Può essere un filone nuovo. Mm. Gna. No, però di alcol se parla. Tipo, Sì. che sei tantissime poesie magari che parla, che esuga coi nomi degli alcolici, tipo Sì. Campari, tipo... Tiro a Campari. Esatto, Giochi di parole del genere. sì. Che se è un toso che ho sentito che ha fatto tipo a storia di Spris, quindi che raccontasse una poesia come che è nato Spris e quindi... Che sei recente. Sì, esatto. Non che sei tradizione di nessun tipo. Beh, avviene da dominazione austriaca praticamente. Questa è la storia che sappiamo tutti. Esatto. In realtà era vin bianco, tagliato con l'acqua, non era niente di spritzen, sì, spruzzare. Esatto. Però Va bene. si tirava tanto per i capelli. Ma tanto. E dai, insomma, bisogna se- avere dei miti. Sì, bisogna averli, ma bisogna anche spattarli quando che è ora, sì. È una campagna pubblicitaria dell'Aperol. E punto, non c'è niente da fare. Ah, sì. Se vai a inventare l'Aperol e se sta bravi, bisogna dire la verità. Beh, Marketing. insomma, Marketing esatto. puro. Come Bravi, Babbo Natale quanto che sei vuoi. rosso, pa colpa Sì, della no, esatto. Coca-Cola, cioè stessa roba. Non c'è niente da fare. E se è buono tutto quello che vuoi, però la tradizione l'hanno che se. Perché se di podcast tipo Doi, che lo spiega molto bene, denominazione di origine inventata, che ne parla molto bene di tutti sti miti della cucina Beh, italiana. però anche se sei un mito fasullo, a È fine sempre diventa un mito anche perché l'è fasullo, cioè nel senso lo sei. esatto, se è una bella Lo storia lo stesso, Esatto. quindi. E allora, per chi che scrive rime, tipo me, che se rime che non si fa. Tipo Non se- sole, cuore, Sole, cuore, amore non si fa. Are, Tanto are, noi- are. Sì. Non esiste neanche rima sole, cuore. No, Tra infatti, l'altro, però, vabbè. esatto. È un'assonanza. Sì, ecco, vabbè. Se mi dico una parola tipo dolore, Mhm. so che non devo dire, scusa, non No, devo no. dire altre non devo dire altre parole che rima con dolore perché sarebbe Trash. banale. No, se è banale. Puoi dire dolore, cuore e Rancore. rancore. Cioè, suona veramente mai quando che deve sentirla. Anche se devo parlare bene, ti devo fare delle belle frasi, non si fa. Sì. Non te puoi. Voi altri vi accorsi mai che viene usato durante i contest sto tipo di linguaggio banale pur di dire robe? Capita. Capita. A volte. Mi ricordo una volta a uno slam ho sentito un tocco con tutte apposta probabilmente o papigrissia e rime in are. Sì. Da inizio a fin. 3 minuti di are. Non potevo P. Oppure quei che rima solo con i participi passati? Sì. Che sono andato, ho mangiato, Bravo. Sì. avevo cagato, poi sì, è un po' pesante. Molto, tanto, molto. sì. Tantino, vabbè, insomma. Sì. E un po' che le domande invece che vi fa la gente è il pubblico. Come Mhm. dicevi prima, se uno viene a farti i complimenti per una poesia che te hai fatto, è tanto bello. Sì. Però, Sì. però che c'è anche quello tanto stronzo. Eventualmente, vi è mai successo che uno tanto stronzo venga a dire: oh, ti fai a cagare, quello che te che hai fatto. Non è mai successo, penso. Ma a me no, sinceramente, anche perché magari la gente, cioè siccome sui social da dire uno schermo si fa a dire peste e corna, davanti. dal vivo non sei proprio così semplice. Oppure, no, più che te che hai fatto cagare. A tua poesia faceva no, o puntiglioso. Non te insomma. meritavi, cioè pare che il voto è te meritavi manco. Non di più, manco. No, sinceramente no, No. siete stati tutti abbastanza decenti da non venire a dire. No, una volta a Modena, se non sbaglio, ho portato un tocco su Accesa, su Dio, non mi ricordo. E dopo, quando che abbiamo finito a gara, se veniva sto toso mi fa: guarda, mi so cristian e secondo me quello che te hai detto mi sono un attimo rimasta, ma in che senso? Però insomma questo è il massimo. Un episodio proprio. Sì, sì, comunque è una roba abbastanza soft che Sì, dai che si deve Cioè, tare, sì. poi. Sì. Cioè, dal mio punto di vista, Sì, no, infatti. è il mio. Dal mio punto di vista, sai che chi che ha, sì, Però chi che ha roba coraggio di tipo- fare una roba del genere
nel tuo caso, oppure che come che questo mi viene a dirti dei robe che ha dei problemi. Ma no, Sì. robe tipo te meriti Questo al succede però manco. nel rap. Perché Questo sei più succede. diretto. Perché ambiente dei masti stupidi, si è fatto così. Diciamo che sei molto più battagliero. E sono Sei battagliero. molto più Sta paga. Diretto, dai. esatto, Sì. sì. Prima si offende a mamma, dopo si dà. Eccola. No, insomma. E se mai capita che qualcuno che ti spieghi cose che sia poetry slam ti dice: ah, siccome quando che mi elementari facevo le recite imparavo anche a mie poesie. Non è mai successo una roba del genere? Perché nella mia testa mi ho visto uno così che mi dice una roba del genere. Fin adesso no. No. Per fortuna no. No. Mi è Fin capitato adesso. uno che voleva sapere che lavoro che facevo meglio di me, però no. No, sul poetry slam no. E vi domanda mai: ma ha fatto questo del lavoro? Quindi Ma di solito sì, vivo de gare dei poetry slam. sì, esatto. Vivo de gloria del poetry slam. Esatto. Ma che se contest anche in cui si vince premi? Una bottiglia di vin, va, forse Sì, ogni è come tanto. premio. Ma Oh, in se vuoi genere, scherzare. in genere No. non che se premi. Adesso Sì, Solo magari se no. passione personale. esatto. Quindi mi esatto. faccio un viaggio via Firenze, via Roma, pa gloria. Sì. E sta gloria è importante però. Pa poesia, Pa pa poesia. compagnia, pa... Sì. Lo che mi ho fatto anche agli altri, mi fa segare freestyle a Pesaro, Però e se Ancona, bello, cioè, i dopo te tempi degli conosci un anni sacco di 90, gente. quindi Sì. tutto a pagare a proprie spese e tutto vivendo come i barboni. Assolutamente perché- d'accordo, Perché sì. se bello parlare te offè. Esatto. Dopo un giorno ti dici che la roba potrebbe sparire e mi no sua e mi avvivo finché che Esatto. cioè, Sì. se bello. Isabel. E se uno ti dice recitami qualcosa adesso, fammi qualcosa subito così, perché ti capita sempre quando ti sei un cantante ti dice dai cantami qualcosa. Non è mai successo qualcuno che dice dai fammi una poesia per piacere. Via Fasso, Te caffè? perché no? Perché no? Sì, No, no. se uno mi domanda fammi un tocco di rap mando a cagare perché cioè te vieni a vedere i concerti perché te pa strada così insomma, è anche Vabbè, brutto. ma te paga i concerti? Sì, è vero. Qua no, quindi tanto no. vale. Neanche ho stesso, quindi. Quindi- Perché sta anche i tempi in cui col cavolo ti pagava fammi il rap beh. e tasi anche. E ringrazia Subito. che te E ringrazia poi che te lo venire. domando anche che te Esatto. de Sì. farmi. Volevo farvi una domanda strana però mai trovato uno che crede di essere Petrarca e non te smonti da sua testa sta idea che te lo vedi proprio che l'hai convinto, te vedi che è il tanto poeta e non te puoi dire che Ciccio viene in basso del piedestallo perché guarda che non te si nessuno e siamo qua per divertirsi. Te che hai appena descritto una persona. Sì. Sì, che Sì, ne è? Ghinè. Non tantissimi, per fortuna, fortuna no. ma Ghinè. Che Questi non beve neanche, scommetto. pochissimo. Immaginavo. Cioè, No, devono mantenere il controllo del Sì, loro esatto. io poetico. Esatto. La loro classe, il loro modo di Maria Vergine. No, terrificante comunque. Abbiamo mai fatto una poesia che non vi ciappava tanto, ma sapevi che poteva ciappare bene la giuria? Mi sì, però quando che una poesia non te ciappa, Se dopo non vede. ciappa neanche, esatto, non ciappa neanche al pubblico, però magari questo mese è successo. Poi ho fatto anche magari un pezzo che sapevo che andava forte e effettivamente dopo andava forte, ma no comunque a convinzione, con l'urgenza di fare qualcosa. Sì. Sì, magari ho portato il tocco che funziona altre volte, quindi dico vabbè. Ma magari un pubblico anche che non te ha mai visto. Esatto, non sa. non Però sa. ti dentro di te sai che magari non te avevi il spirito giusto. A convinzione, Esatto. magari. Però vabbè, dai, che sta, cioè succede. nel senso. Come l'impressione che chi che viene sia pronto a tutto. Non so perché, ma io vedo un pubblico più sperimentatore, che accetta più anche a uno che si incappa, anche a uno che se... Sì. E io vedo un pubblico umano, Molto. vero? Sì. Poi ho visto gente tranquillissima, Sì. quello che sono venuto e mega... Cioè, ieri sono patronato, per carità. Vabbè. Non so che poi non si asca, però insomma sembrava gente talmente Sì. tranquilla che si sta pronta anche a vedere uno che si metteva a piangere, capisse il Chi momento. capisse che l'emozione che può causare un po' di scompensi. No? Ma non che se giudizi né niente, quindi se proprio una roba, una comfort zone alla fine.
Che bello. Sì. Mi piacerebbe catapultarmi dentro anche a me su un mondo del Te può genere. dare visto- il Beh, va. poi Come- Ma se è ingiusto. Perché noi paga. No, sì, ingiusto, nel senso che vedo scorretto, non so perché. Come dicevo prima fuori onda, penso che chi che fa rap da tanti anni e che ha in testa un freestyle continuo, che è buono improvvisare senza problemi, che il palco non che fa paura minimamente. Cioè, amico, ho fatto 800 concerti, non mi fa paura davanti a 12.000 persone, non mi fa né caldo né freddo. E anche se sbaglio mi metto a ridere. Non sarebbe giusto, io vedo come un tiro mancino entrare a gamba tesa dentro un mondo che non mi appartiene a fare il figo. No, non è bello. Non so se mi so spiegare. Sì, te dici Appartengo a un altro mondo. Ok. E usaria solo di escamotage, imparai come uno che ha fatto teatro a 20 anni, che sa imparare a memoria e robe leggendo una volta, che va sul palco e che è bravo a improvvisare anche a tutto sommato, perché avevo 20 anni. Sì. Che ne è che ho fa, vero? Ma sei disonesto secondo me? No, perché? Non sei disonesto, no. Dipende come che ti vedi a gara. Cioè, se Sì. ti vedi a gara come una roba, una gara, ti dici sì, se fiappi avanti. Le dopadi. Esatto. Dagli anni. Può anche essere un spunto da dire, guarda, mi piacerebbe, non dico arrivare a quel livello là, ma puntare a quel livello magari. Ti puoi dare Sì. uno spunto? Sì. Oppure dire, va, fammi che ne so, un corso di teatro, così ho un'arma in più. Perché passare chi sul che ha palco. avuto a che fare con le parole per tutta la vita ti porta un vantaggio sicuramente. Sì. Anche avere un vocabolario ricco rispetto ad averne uno meno allenato ha tanti vantaggi, e quindi sì, per quello dico che se trovo scorretto. Non lo so, vabbè. So che muoviamo quelle parole, quelle venete, che così vi faccio un piccolo test per vedere a che livello che siamo. De venetecità. Usa livello, per dire livello. Allora, un po' che le parole venete, che tutto sommato sono parole comuni comunque che si trova nella nostra provincia, sì, padovane. Mi non so padovano, so provincia di Venezia, però mi dopero il padovano. E la parola amoi. Sapi cosa si amoi? Sì, Sì? sì, In italiano sì? Certo che al supermercato ho visto iscritti amo e anche al Perché supermercato. ti sia Paolo? Sei come non qui so. che scrive, sei come qui che scrive Capussi. Ho visto a Gamida e Fruttarolo Madonna. Capussi. Con S, Con S. Vabbè, ma la gente capisce quei capusci. Certo. Eh, Qua. Qua. Esatto. Vabbè, nei Marche. Magari no. no, vabbè, chiaro. Cosa si chiama in italiano? Ah, che neanche da viola. Anche a Viola, giusto? Susine salvate che di solito. Sì. Se dei prugne e Sì. susine sei prugne, sì. Sì, esatto. E Santa Rosa che va a skate Sì. e prugne, vede. Da mica se, cioè, casa mia se c'è manca gocce d'oro, E gocce d'oro, Sì, sì. sì. Oh, cosa si il barco? Bandiera bianca, non lo so. Niente, neanche a te. se veneziano questo? No, è un posto dove si mette sotto il fen. Spari fuori il fen. Dice che i 4 pai con E la il copertura barco? sopra, dove che si mette sotto il No, fen. Tutto il raccolto del fen. Cosa sia un peton? è un peton, tipo guarda te che è In un italiano. come quando che te che è un buso so una maglietta e te vai a fare che Il rammendo. un rammendo ma viene fuori a peso del buso. Ed è proprio un peton. Ed è quello un peton. Oppure se anche una scia di sporco. Tipo Anche, sì, per terra, perché è il peton. esatto. Per terra, perché Mai sentito questo? la parola peton non te la conosci. No, in famiglia mia si parla di detto, ma questo proprio... No. Quello che ti dicevi te è il peso del peton Del buso, esatto. Che è rammendo. sai. Esatto, sì. Cos'è un quercio? Beh, Un quercio? coperchio. Questo Sì. vale Ah. facile. Ma Sì. manco questo, dai. Un argagno? Un trabico o un strumento. Un mestiero. Uno strumento. Un strumento Un arnese. non ben definito. Passami che è argagno. Esatto. Passami che l'oggetto atto a fare il lavoro. Esatto. Che cosa fare? Da me si dice mestiero. Mestiero anche, Esatto. brava. Sì. Passami che è il mestiero. Esatto. Qua, Ok. quello là, quello di fianco al mestiero. Pare che argagno vuol dire anche rompibae. Ah, sì, un argagno, Sì, certo. sì. Eh. Sì. Finton. Cos'è un finton? Detto de persona, è sì, un aggettivo. Esatto, che è uno che vuole parere una roba invece in realtà vuole... Un simulatore. Sì, esatto, uno che fa finta di essere magari anche un poco
Quello che non sei. ingenuo o comunque, esatto, passare per quello che non sei e invece dopo per Sono sotto persona che finge, un ipocrita, un Esatto. fittin che lavora per simulatore, sotto, sì. esatto. Quello che lavoro per sotto, sei ancora meglio. Penso ancora, anzi. Cosa sia una pittima? Tipo Zero. fa pittima. Eh. Mi viene da dire, tipo una vittima. Pittima non sei vittima. Cioè uno che... Se una che... E ora, intanto era un lavoro una volta. Cioè, e chiamava i pittime quando che era ora dei Esatto. funerali per piangere, per fare Esatto. la scena, cioè, per Il- fare il dramma in pratica. Esatto. Il drammatizzatore ai funerali. Esatto. Colui che piange a pagamento ai Esatto. funerali per dare lustro alle famiglie. Perché Esatto. più lustro che aveva la famiglia, lo che aveva perché il morto gli era importante. Esatto, quindi a disperazione doveva essere grande Grande, perché se è quindi morto pago uno per importante. gente per piangere. Esatto. Quindi dire pittime, però tessina pittima vuol dire tessi uno che se lagna. Sì, Un lagnoso. anche uno spaccacoglione, nel senso Ah, che c'è proprio tacca addosso che dice mamma mia. Ma pittima sei anche indigestione tra l'altro. No, Ho fatto questa- a pittima. No, questa Vuol dire non che ho so io. mangiato massa di una roba e bisogna indigesta. No, questa non so. Oh, chi sia quello inocca? Qui in Calmaco Loco. Sì. Che italianizza sarebbe Seminio. seminio sei veneto, anche quello in Veneto. Esatto. Io praticamente. Rimbambito mi piace, Esatto. istupidito. Sì. No, se usa sta Non parola, so. mai sentia. Inocca. Inoca, Niente. no. E poi finire quello che sei agro. Sembra un aggettivo anche questo. Stufo, agro. Agro, stufo. Non mi Stanco. puoi P. Sì. Stanco. Sì. Sì. Ma che ne mo trovare che... Va bene ragazze, grazie di sta serata. Mi ho cavato di curiosità perché l'idea di avere che mi era bainata a testa era che vago, faccio anche a me qualcosa. Però effettivamente mi so cavare quasi subito Ti dici ripensa- no. sì, no, non vengerò, non mi vedo adatto a declamare poesie. No, No, ancora. non ancora. Però Agami, come tutti quelli che scrive nel fondo del cassetto è là, da sempre praticamente. Mi ogni tanto vado a ripescarmi me li leso, il mio Giusto. file in busta là, sempre pronto a essere rimpinguà quando che ti viene che robe che non va dentro i testi da rap, ovviamente. Invece ho notato che voi altri e vostre robe molto sentie, cioè e sentì parecchio quello che avevi scritto. Di solito sì. Di Sì. solito sì. Mi piace parecchio. È un mondo artistico che è veramente mega ciapà. Mi sono guardato un sacco di video perché mega ciapà veramente bene. E mi dispiace avermi perso tutta la parte prima, tra l'altro, perché questa qua sì che mi dispiace. Doveva essere andata quando chi mi invitava, che essere stata una roba che dovevo fare. E però purtroppo il tempo c'è quello che c'è. Anche quello. Sì. Va bene, dai, te puoi... Adesso te puoi andare. Certo. Esatto. Beh, invito tutti quanti qui che ascoltassi, si stanno effettivamente incuriositi a vedere quelle che sei serate qua nel Padovà, ma anche nel Vicentino, Sì, eccetera. ma che ne- Non occorre che andare a finire a Bologna, a Firenze, No. è la prima volta, però Ne abbiamo fatto uno anche a San Bruson. appunto sono anche ormai se San Bruson sulla lista vuol dire che se puoi, insomma. dappertutto. Anzi, se vuoi organizzarne uno a casa vostra, Esatto, come potresti fare se uno volesse organizzarne uno? Perché mi pare abbastanza semplice la cosa. Bisogna contattare qualche Duni, adesso internet cercare chi che organizza, oppure come si potrebbe fare? beh, che se all'Ips che organizza, dopo che se vari collettivi in Sì. giro, non so. Questi Di collettivi solito locali. Per quanto riguarda il Veneto, che è praticamente un collettivo per provincia. Sì. E sto collettivo qua, per esempio, a Padova, che sei rimescolate. Rimescolate. Ecco. E io riorganizzo sempre in stesso posto. Se no, per farlo in un posto diverso, sarebbe opportuno contattare magari appunto un collettivo, altrimenti per fare in modo che lo slam sia valido per l'Ips, per il campionato dell'Ips. Sì. Altrimenti ti puoi fare uno slam tranquillo senza sta roba qua e te puoi anche organizzare te, volendo. Basta che dopo ti chiami i poeti, ti contatti il locale, ecco.
te serve il coettivo nel momento in cui te vuoi che sia valido per l'Ips, che dopo chi che vinse possa andare magari in semifinali regionali. Per Ok. questo. Secondo voi altri partecipa più volentieri se che premi a gente? No. Ma No. fin adesso, cioè, non ho Non mai mi ne- vinto niente, anche magari vincendo Slam non ho mai vinto niente, ma Non parlo di premi in denaro, ma No, parlo no. anche solo una mortadea. Beh, Ma me la porto a casa. una volta ho ricevuto una gift card per una libreria. Beh, Questo ok. sta Butteria. bello. Beh, No, vabbè. no, questo sta bello. Insomma. Però anche senza, cioè la gente non sa che se pinvoiao manco per il discorso del premio. Il va perché che piace, vuoi provare. Ottimo. Sta puntata numero 20 mi mega entusiasma. Mi piace sta roba e vi ringrazio di aver partecipato e Grazie dago a tutti Grazie. appuntamento alla prossima settimana, sempre a sia e mesa su tutti i canali digitali, metti il dedito sulla campanella di Spotify o iscriviti su YouTube e che altri canali non so cosa che si fa perché non sono mai a vedere. Ringrazio i sponsor e neanche questa settimana no che ne è, ma vabbè lo stesso perché a roba comunque si appaghiamo gli altri. Ciao. 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 Ciao.